Abbiamo deciso quello che purtroppo era un po' nell'aria, quindi è confermato lo sciopero per la prima del Wozzeck, perché nonostante insomma, la buona volontà del sindaco che ha cercato in qualche modo di convincerci della bontà della decisione presa rispetto alla nomina del direttore musicale, però a precisa richiesta nostra, che peraltro è nota da tempo, cioè la revoca della stessa nomina, il sovrintendente e il sindaco e anche il sovrintendente non hanno dato disponibilità a questa nostra richiesta. Insomma. Hanno detto che siete anche un po' sessisti, che non capite qual è il valore aggiunto della Venezia, che è giovane, che porterebbe un sacco di persone nuove, che le persone che hanno disdetto verranno sicuramente rimpiazzate subito. Ma insomma, su queste cose qua io credo che comprendo che da una certa parte si tenti in tutti i modi di vendere bene il prodotto, no? Sessisti, questa cosa ci fa molto ridere perché teniamo presente che metà dell'orchestra è composta da donne e abbiamo lavorato spesso con donne direttrici d'orchestra giovani, fulmini di guerra devo dire, artiste veramente di altissimo livello.